Sta per iniziare la cerimonia commemorativa del 77° anniversario della Liberazione. Sono già presenti in piazza i gonfaloni dei comuni di Fregona e di Sarmede. È inoltre già schierato il picchetto d'onore fornito dal 184° Battaglione Sostegno e Telecomunicazioni Cansiglio. Affluiscono i labari e i gagliardetti delle associazioni combattentistiche d'Arma, preceduti dal medagliere provinciale del Nastro Azzurro, dal medagliere provinciale dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e dal gonfalone della Presidenza Nazionale dell'Associazione Cavalieri di Vittorio Veneto. Il gonfalone della città di Vittorio Veneto, decorato di Croce al Merito di Guerra, Medaglia d'Oro al Valor Militare e Croce d'Oro al Merito dell'Esercito, fa ingresso sul luogo della cerimonia. Onori al gonfalone della città di Vittorio Veneto, decorato di Medaglia d'Oro al Valor Militare.
Ha ora luogo la cerimonia dell'alzabandiera. Presenta! Alza bandiera! Viene data lettura della motivazione della medaglia d'oro al valor militare concessa alla città di Vittorio Veneto il 2 novembre 1946 per la guerra di liberazione. Amore di patria, spronando l'antica volontà di Vittoria a piegare il destino, risuscita Vittorio Veneto. Per 20 mesi di guerriglia atrocissima, sola ed indoma, organizza, sostiene ed alimenta i cittadini compatti nella rivolta contro il duplice selvaggio e di 5.000 partigiani che, scolta insonne, lottano sulla sinistra del Piave e sui valichi montani a difesa della dignità d'Italia. Contro la rabbia nemica, i volontari della libertà, donando ai vivi l'anima dei morti, confermano fieramente la nobilissima tradizione a conservare la libertà, piegando la ferocia e la distruzione. Domata la tracotanza avversaria, costretto alla resa il nemico in ritirata, la città, libera per la tenacia dei figli, consacra all'epopea del nuovo riscatto il suo sacrificio di sangue e di mezzi. Settembre 1943, aprile 1945. Vengono resi gli onori ai caduti con l'omaggio della corona, deposto al monumento da parte del sindaco di Vittorio Veneto, del viceprefetto della provincia di Treviso, dal presidente della consulta delle associazioni combattentistiche d'arma e dai rappresentanti dell'ANPI e dell'AVL.
Il sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, porge il saluto alle autorità e a tutti i convenuti. Buongiorno a tutti. Rivolgo a tutti voi presenti il saluto riconoscente dell'amministrazione comunale che da sindaco rappresento. Il caloroso saluto va ai rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni, ai rappresentanti delle forze armate e dell'ordine, ai colleghi sindaci che hanno voluto essere qui con noi oggi e ai rappresentanti delle associazioni d'arma cittadine riunite nella consulta della città di Vittorio Veneto. Un saluto particolare ai miei concittadini. Soprattutto per loro è stata mantenuta la bella e giusta tradizione di ricordare questo anniversario nella nostra decorata città. Con cadenzata periodicità ci ritroviamo in questa piazza del popolo a rammentare quanto avvenne il 25 aprile di 77 anni fa, quando il nostro Paese riacquistò la libertà dopo un lungo periodo di involuzione dittatoriale e di coercizione delle libertà democratiche, in capo a un'ennesima guerra, tra l'altro colpevolmente dichiarata dall'Italia. Gli italiani ripresero coscienza di quanto fu errata la politica italiana coi suoi presupposti, dapprima quasi da tutti accettati per buoni, in modo da avere tanta presa all'inizio, ma che alla fine si rivelarono distruttivi economicamente e moralmente per l'Italia nel suo complesso e per gli italiani tutti. Da tutto questo ne derivò una lotta sanguinosa, condotta da volontari delle più disparate origini, ideologie e intendimenti. Come in ogni guerra, ciò produsse esempi fulgidi di coraggio, abnegazione, assieme ad azioni più o meno discutibili che oggi possiamo permetterci di valutare con ritrovata serenità nei loro aspetti storico-antropologici che determinarono quegli eventi in modo da non sbagliare più. Quante volte ci siamo ritrovati nelle nostre manifestazioni a ripetere continuamente come occorra ricordare per non incorrere nei medesimi errori passati. Moltissime volte, ma di fronte a una nuova guerra in Europa siamo sicuri che serva o che sia sufficiente lamentare il sanguinoso passato per avere un futuro migliore e più sicuro? Anche russi e ucraini diedero un tributo di sangue enorme nel secondo conflitto mondiale, come anche prima nell'instaurarsi e consolidarsi del comunismo in quelle terre, e prima ancora innumerevoli conflitti, ma oggi sembrano tutti dimentichi di quelle sofferenze e li vediamo alle prese con cipiglio a ripercorrere i medesimi orrori tipici di ogni altra guerra. Uno Stato contrapposto all'altro, ancora una volta, due insiemi di altri Stati che appoggiano l'una o l'altra parte nel fare controinformazioni, nel fornire armi ad una delle parti per continuare più a lungo e con maggior veemenza le operazioni belliche. Quasi una guerra su procura senza sporcarsi le mani col sangue, dichiarando che sia contro la guerra come mezzo di soluzione delle controversie internazionali, ma praticandola direttamente o indirettamente, armando eserciti regolari e non aiutando volontari per la libertà come avvenne in coda al secondo conflitto mondiale nella lotta partigiana. Facciamo bene a fornire armi alla parte invasa da un esercito più potente e comunque con ogni probabilità inarrestabile e capace di polverizzare l'intera Ucraina, solo che con tempi più lunghi e a prezzo di lutti e distruzioni ben maggiori? I governi occidentali sembrano concordi nel farlo, invece che limitarsi all'azione diplomatica. Io penso che una singola vita stroncata, specialmente se giovane o infante, debba farci ritornare nei nostri passi e concordemente far capire all'assalitore che qualunque vittoria si tramuterà in sconfitta certa per il completo isolamento conseguente nei molti decenni a seguire. E penso che una resistenza disarmata di tipo gandhiano avrebbe risparmiato morti e danni alle strutture. Il successo di un simile approccio sarebbe stato tutto nelle mani della comunità internazionale, che avrebbe dovuto rimanere ferma nell'applicazione. Ma abbiamo sufficiente fiducia nel comportamento degli alleati di oggi? Davvero difficile capire quale strategia sarebbe stata più utile per aiutare il processo di pace, oggi ancora molto lontano. Per più di 2 anni, durante il Covid peggiore,
abbiamo continuato sommessamente a ricordare e onorare le vittime della guerra partigiana e a magnificare il frutto di quello sforzo. Oggi, quando avremmo potuto con maggior libertà dalla malattia esprimerci col dovuto decoro e con la dovuta libera partecipazione, ci ritroviamo esterrefatti a commentare una nuova guerra che ci tocca da vicino e che ci rende dubbiosi sulla tranquillità del nostro futuro di pace, che ormai sembrava una certezza consolidata. Stiamo percependo una serie di segnali millenaristici, proprio di un destino che sta volgendo al peggio. Ma il destino non è mai stato scritto sulle stelle. Il destino non esiste. Il destino è solo quel domani che saremo stati capaci di costruire oggi. E per questo non dobbiamo mai distolgerci dall'impegno quotidiano di ricerca del buono e del giusto, che sono le pietre angolari sulle quali confidare per un futuro desiderabile per ciascuno di noi e per le nostre famiglie. Il 25 aprile è simbolo di ritrovata libertà, simbolo di sacrificio indispensabile per ottenere il premio meritato, simbolo di rinascita nella serenità di un meglio che ci attende. 25 aprile, infine, non dimentichiamo neanche il giorno di San Marco, uno dei capisaldi attorno al quale sono accomunati i veneti, che tanto o poco sentono tutti la potenza della sua forza aggregante e che da quasi 1200 anni riconoscono in lui il proprio simbolo. A tutti buon 25 aprile, buona festa della liberazione, viva Vittorio Veneto, viva San Marco. Interviene per la commemorazione ufficiale il professor Pierpaolo Brescacin, direttore scientifico dell'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea del Vittoriese. È per noi tutti motivo di orgoglio e ammirazione ricordare in questo 25 aprile quei giovani che nella lontana primavera del 1944 salirono sull'altopiano di Cansilio per dare origine a quel vasto fenomeno di opposizione a tedeschi e fascisti che va sotto il nome di Resistenza. Era uno sparuto gruppo di giovani, una trentina, provenienti dai paesi di Montanara e Vittorio Veneto, guidati da un giovane studente di ingegneria, Giobatta Bitto Pagnocca, chiamato familiarmente Battista alla Veneta, ufficiale degli Alpini durante la guerra, cui appunto questi giovani affidarono quando venne a mancare la guida morale di Don Giuseppe Faè. Questo gruppo annoverava tra le sue file ex militari come Ermenegildo Pedron, libero, Nino Balminot, Nino, Antonio Salvador, Barba, Renato Pizzol, Renato, Tiziano Canal, Mirko ed altri, attivisti provenienti dalle federazioni comunisti di Bologna, Padova e Treviso, come Giorgio Vicchi, Giorgio, Vero Betti, Roberto Anelli Monti, Elio Busato, ma anche antifascisti locali come Attilio Tonon Bianco, Costante Gava Fosco e Alessandro Cancian Maine. A questo primo gruppo si aggregarono via via nuovi componenti, dando così alla fine vita a una delle più importanti e agguerrite formazioni della sinistra Piave, e cioè il battaglione, poi brigata e infine il gruppo brigata Vittorio Veneto, forte di più di 1000 uomini, gravitante su un'area operativa che includeva non solo l'altopiano del Cansilio, ma la pedemontana vittoriese della destra tagliamento, e che fece guadagnare alla nostra città una medaglia d'oro al valor militare per la partecipazione alla lotta di liberazione. La lotta senza quartiere che questi giovani intrapresero contro tedeschi fu una lotta che lasciò profonde cicatrici in chi la visse. Basti lamentare le perdite di questa formazione, che furono 183 uomini. Si tratta spesso di ragazzi giovanissimi che sacrificarono e bruciarono la loro vita sull'altare della patria. Vorrei ricordare il 18enne Giulio Mometti, caduto in Palantina il 5 giugno 1944, Francesco Tonon Piave, 24 anni, caduto alle prese, oppure Ennio Pasini Vasia, 19 anni, caduto in Piadera il 10 aprile 1945, mentre era diretto in montagna.
Storici e giuristi hanno talvolta dissertato sulla laicità della scelta di questi giovani di imbracciare il fucile per dar luogo a una guerra armata con connotati anche di guerra civile, che di fatto andava a coinvolgere anche la popolazione, che veniva a trovarsi tra l'incudine e il martello. La risposta però è semplice e non ha bisogno di tante giustificazioni. La resistenza armata nacque in un contesto di guerra già in corso, di una violenza preesistente di cui i partigiani non avevano responsabilità alcuna e nell'ambito della quale, senza l'uso delle armi, non si sarebbe potuto combattere l'occupazione da parte dell'invasore tedesco e la tirannia della dittatura fascista. Si potrà valutare caso per caso l'opportunità o meno di certi comportamenti o di certe azioni, ma sarebbe assurdo rimproverare in generale l'uso di certi strumenti di lotta. Questi giovani del Vittorio Veneto che salirono in montagna non erano la maggioranza dei giovani di allora. Se rapportati all'universo giovanile di quegli anni, forse erano addirittura una minoranza e per questo sono stati anche etichettati come partigiani, cioè una parte di un tutto più ampio. Tuttavia, anche se furono una minoranza, non si può ignorare che essi rappresentarono, come per i loro predecessori del Risorgimento che indossavano la camicia rossa di Garibaldi, la parte migliore di questo Paese, quella parte che ha avuto il merito di combattere per realizzare un Paese migliore, anche per tutti coloro che militavano dall'altra parte o che rimasero alla finestra per quei 20 lunghi mesi in attesa dello sciogliersi degli eventi. E non si può negare che questi giovani fossero dei veri patrioti, cioè persone che amavano profondamente la loro patria. Lo provano gli stessi nomi che connotano le formazioni partigiane, nomi che si ispirano a protagonisti, eventi fondanti del nostro Risorgimento. Bixio, Brigata Cairoli, Brigata Fratelli Bandiera, Battaglione Nievo, Manin, Manara e la stessa denominazione del gruppo Brigate Vittorio Veneto, così pregna di storia patria, che si richiama idealmente al luogo dove ebbe fine la Prima Guerra Mondiale e in cui venne definitivamente cacciato dal suolo nazionale l'invasore straniero. Certamente l'ideale di patria per la quale combattevano i partigiani non era l'idea di patria di cui aveva fatto ampio scempio il fascismo. Non era la mistica di violenza, né la deificazione dello Stato, in base al quale l'individuo era nulla e doveva conformarsi in toto alle superiori direttive statuali, né il primato dell'azione sul pensiero, né la politica di potenza delle quadrati legioni del Littorio, protesa verso i destini imperiali, che avrebbero nuovamente sventolato le loro insegne nelle terre d'Etiopia e di tutta Europa. La patria per cui combattevano e morivano i partigiani, parafrasando Carlo Rosselli, non si misurava a frontiere e a cannoni, ma coincideva con la patria di tutti gli uomini liberi. Era una casa comune in cui gli uomini avrebbero potuto vivere finalmente liberi, in pace, come fratelli, dove avrebbero trovato cittadinanza la tolleranza, il valore e la dignità dell'uomo, l'eliminazione di ogni indigenza e povertà, una concezione della politica strettamente subordinata all'ideale morale del bene comune, dove tutti potessero contare e avere un giusto riconoscimento in termini di pari opportunità e cittadinanza. È un'idea della patria, quella per cui hanno lottato i resistenti, cui ancora oggi ci sentiamo idealmente vicini e che sentiamo anche essere nostra. Un'idea di patria che più che una meta rappresenta un cammino ideale da fare tutti insieme, anche nell'incontro-scontro delle varie posizioni che possono sorgere all'interno di una comunità. In un momento difficile per il nostro Paese, come quello che stiamo vivendo oggi, contrassegnato prima da una pandemia che ha messo a dura prova la coesione della comunità, e oggi dagli eventi tragici che accadono a livello internazionale, quali la guerra in Ucraina, è importante, secondo me, additare l'esempio di quei giovani patrioti, perché ci aiuta a riscoprire quei valori a fondamento della convivenza civile,
che rimangono intatti sia pur nel mutamento delle consuetudini e delle situazioni nel nostro Paese. Sono valori elementari, sanciti e scritti nella nostra Costituzione, quali la libertà, la democrazia, il ripudio della violenza, una concezione della politica subordinata a un ideale morale che guardi al bene comune, l'impegno e la dedizione nei confronti degli altri, il valore della responsabilità e della solidarietà che ognuno di noi porta nei confronti della comunità a cui appartiene e in cui si trova ad operare, e anche nei confronti delle comunità vicine a noi. Ma l'esempio di questi giovani patrioti ci ricorda anche un'altra cosa, che un giorno sentii proferire dalla viva voce del comandante Pagnoca, Giobata Bitto, che era il leader della resistenza vittoriese, e che mi è rimasta sempre impressa. Bitto diceva: nessuno ti regala nemmeno uno scampolo di libertà, ma sei tu che la devi sempre difendere e star ben attento a che non te la portino via, confondendo le idee e spargendo le nebbie del dubbio e della sfiducia. Come dire, le nostre istituzioni democratiche sono simili a una fortezza. Sono salde nella misura in cui è salda la guarnigione. Resistono nel tempo laddove vi è chi vigila quotidianamente e opera nel rispetto di esse. A noi tutti, dunque, il compito di tutelare questa preziosa eredità morale e politica che ci hanno lasciato questi giovani, perché è solo in questa fattiva opera di tutela e salvaguardia che si celano quegli antidoti atti a scongiurare ogni deriva autoritaria e ogni tirannide che, ahimè, possono sorgere anche all'interno di un regime democratico. Vi ringrazio per l'attenzione. Il gonfalone della città di Vittorio Veneto lascia il luogo della cerimonia. Gonfaloni, labari e gagliardetti delle associazioni combattentistiche d'arma lasciano il luogo della cerimonia.
Il picchetto d'onore fornito dal 184° Battaglione Sostegno Telecomunicazioni Cansiglio lascia il luogo della cerimonia. Picchetto, ok! Tiende! Das! Sport! Mar! Avanti! March! La cerimonia ufficiale è così terminata. A nome dell'amministrazione comunale si ringraziano quanti hanno partecipato e collaborato fattivamente all'odierna celebrazione. Intervengono i rappresentanti dell'ANPI di Vittorio Veneto che daranno lettura dei nomi di partigiani e di civili del Vittoriese caduti durante la guerra di liberazione. Oggi, festa della liberazione, con queste letture vogliamo ricordare i partigiani e i civili di Vittorio Veneto e dei comuni limitrofi fucilati, impiccati, caduti in combattimento e nei campi di sterminio durante la guerra di liberazione, in modo semplice per non dimenticare coloro che in quegli anni, cruciali per tutti, morirono per la libertà di tutti noi. In prevalenza giovani vite, ma anche meno giovani, stroncate dalla guerra e dalla violenza nazifascista. Si alterneranno alla lettura, oltre al sottoscritto, Alessandra, Sofia e Valentina. Antonioli Armando, 20 anni, ucciso in combattimento. Balbinotta Antonio, 49 anni, fucilato per rappresaglia. Balbinotta Antonio, 32 anni, fucilato per rappresaglia. Balbinot Bernardo, 20 anni, ucciso in combattimento. Balbinot Ernesto, 25 anni, ucciso in combattimento. Balbinot Sante, 69 anni, fucilato per rappresaglia. Ballarin Antonio, 30 anni, ucciso accidentalmente, croce di guerra al valor militare. Basso Nereo, 19 anni, ucciso in combattimento. Bis Fioravante, 24 anni, ucciso in combattimento. Boffa Antonio, 45 anni, fucilato per rappresaglia. Bolzan Giuseppe, 19 anni, fucilato per rappresaglia. Borsoi Aldo, 21 anni, ucciso in combattimento. Borsoi Luigi, 36 anni, fucilato per rappresaglia. Bortoluzzi Flavio, 16 anni, fucilato per rappresaglia. Bortoluzzi Natale, 21 anni, fucilato per rappresaglia. Bortoluzzi Vittorio, 41 anni, ucciso durante un rastrellamento. Boscaratto Guido, 36 anni, fucilato per rappresaglia. Bottan Pietro, 43 anni, fucilato per rappresaglia. Bottega Giuseppe, 34 anni, ucciso in combattimento. Braido Armando, 18 anni, ucciso in combattimento. Braido Edoardo, 17 anni, ucciso in combattimento. Medaglia d'argento al valor militare. Breda Giulio, 24 anni, ucciso in combattimento. Brescacin Giovanni, 56 anni, sacerdote.
Buffon Alessandro, 17 anni, fucilato. Campodall'Orto Armando, 34 anni, fucilato per rappresaglia. Campodall'Orto Armando, 34 anni, fucilato per rappresaglia. Canfian Francesco e Canfian Bruno, entrambi di 20 anni, deportati e morti in un campo di sterminio. Casagrande Alfredo, 20 anni, rastrellato e fucilato. Casagrande Augusto, 20 anni, fucilato. Casagrande Pietro, 19 anni, fucilato per rappresaglia. Casagrande Tullio, 24 anni, ucciso in combattimento. Casoni Giovanni, civile, 61 anni, fucilato per rappresaglia. Castelli Giuseppe, 25 anni, fucilato, medaglia d'argento al valore militare. Celanti Giuseppe, 28 anni, ucciso in combattimento. Centazzo Bruno, 23 anni, fucilato per rappresaglia. Coan Ottavio, 21 anni, fucilato, medaglia d'argento al valore militare. Conte Isidoro, 20 anni, disperso durante il rastrellamento. Costella Guido, 16 anni, rastrellato e fucilato. Costella Ugo, 22 anni, fucilato, medaglia d'argento al valor militare. Crivellotto Italo, 16 anni, ucciso in combattimento. Dalbò Claudio, 18 anni, ucciso in combattimento. Dalcin Lino, 22 anni, ucciso in combattimento. Dal Fabbro Mario, 24 anni, fucilato, medaglia d'argento al valor militare. Dall'Acqua Egidio, 22 anni, ucciso in combattimento, croce di guerra al valor militare. Dall'Antonia Bruno, 17 anni, fucilato. Damian Mario, 20 anni, ucciso in combattimento. Da Re Arturo, 29 anni, fucilato. Da Re Giovanni, 19 anni, fucilato per rappresaglia, medaglia d'argento al valor militare. Da Ros Ernesto, 17 anni, ucciso per rappresaglia. Da Ros Giovanni, 25 anni, ucciso in combattimento. Da Ros Pietro, 16 anni, fucilato per rappresaglia. Della Colletta Andrea, 25 anni, ucciso durante un rastrellamento. Della Pietà Antonio, 20 anni, ucciso in combattimento. De Luca Ottavio, 21 anni, ucciso in combattimento. De Marco Ennio, 19 anni, fucilato, croce di guerra al valor militare. De Martin Felice, 23 anni, fucilato per rappresaglia. Denardi Antonio, 32 anni, rastrellato e fucilato. Denardi Antonio, 20 anni, rastrellato e fucilato. Denardi Giovanni, 30 anni, rastrellato e fucilato. Denardi Mariano, 20 anni, rastrellato e fucilato. De Polo Giovanni, 19 anni, ucciso in combattimento. Dotta Antonio, 24 anni, fucilato per rappresaglia. Dottor Antonio, 25 anni, ucciso in combattimento. Faè Giovanna, 52 anni, deportata e morta in campo di sterminio. Figuera Arturo, 29 anni, ucciso in combattimento. Fiorotta Augusto, 30 anni, rastrellato e fucilato. Franceschet Lorenzo, 30 anni, ucciso in combattimento. Franceschet Emilio, 18 anni, impiccato. Gandin Giuseppe, 20 anni, ucciso in combattimento. Giacometti Giovanni, 18 anni, disperso nel rastrellamento del Cansiglio. Giacuz Giuseppe, 41 anni, fucilato per rappresaglia. Gottardi Mario, 37 anni, fucilato per rappresaglia. Grava Armando, 18 anni, torturato e poi fucilato. Losego Luigino, 20 anni, ucciso in combattimento in provincia di Torino, medaglia d'argento al valor militare. Marin Sole, 20 anni, fucilato nel rastrellamento del Cansiglio. Marino Osvaldo, 20 anni, rastrellato in Cansiglio e fucilato. Maset Pietro, 44 anni, ucciso in combattimento, medaglia d'oro al valor militare. Messore Leonardo, 21 anni, fucilato. Mion Attilio, 21 anni, caduto in combattimento.
Mognol Paolo, 24 anni, deportato e morto in campo di sterminio a Mauthausen. Mometti Giulio, 19 anni, ucciso in combattimento. Morandin Giovanni, 21 anni, suicidatosi per non essere catturato. Nello Augusto, 62 anni, rastrellato e fucilato. Pasin Ennio, 19 anni, ucciso in combattimento. Pessot Ivo, 21 anni, ucciso in combattimento. Pignolo Arcangelo, 23 anni, impiccato, medaglia di bronzo al valor militare. Piol Mario, 24 anni, ucciso in combattimento, medaglia d'argento al valor militare. Posocco Vittorio, 23 anni, ferito in combattimento e morto in ospedale. Possamai Guerrino, 29 anni, fucilato. Pradal Ermenegildo, 20 anni, ucciso in combattimento. Salvador Domenico, 35 anni, fucilato per rappresaglia. Salvador Giacomo, 29 anni, ucciso durante un rastrellamento. Salvador Giovanni, 19 anni, deportato e morto in campo di sterminio a Mauthausen. Salvador Guido, 17 anni, ucciso durante un rastrellamento. Salvador Pietro, 38 anni, rastrellato e fucilato. Sasso Leone, 50 anni, fucilato, medaglia di bronzo al valor militare. Sonego Beniamino, 32 anni, ferito in combattimento e morto in ospedale. Tandura Luigino, 23 anni, ucciso in combattimento, medaglia d'oro al valor militare. Tempesta Fortunato, 35 anni, rastrellato ed impiccato. Tempini Eugenio, 19 anni, rastrellato e fucilato. Tollot Ettore, 23 anni, rastrellato e fucilato. Tommasi Temistocle, civile 50 anni, ufficiale in congedo, mutilato di guerra, fucilato per rappresaglia. Tonon Francesco, 24 anni, ucciso in combattimento. Trubian Luigi, 31 anni, fucilato. Turchetto Giovanni, 21 anni, fucilato, medaglia d'argento al valor militare. Valentini Dino, 22 anni, fucilato. Varlonga Orlando, 20 anni, ucciso durante un rastrellamento. Violini Maurizio, 34 anni, fucilato. Zani Giuseppe, 23 anni, ucciso in combattimento. Zuanella Giuseppe, 27 anni, catturato in combattimento e impiccato. Grazie a tutti per essere rimasti qua con noi. Buon 25 aprile! Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire.